Terra di vino, olio, mare e turismo. Menfi è stata incoronata ufficialmente Città italiana del vino 2023, unico luogo al mondo in cui ci si può tuffare dai vigneti al mare. Sabato scorso, nella nuova cantina di Mandrarossa, l'avvio all'attività alla presenza dei sindaci delle città del vino siciliane, le cantine della Valle del Belice, i ristoratori, i titolari delle strutture ricettive e tutti gli attori coinvolti in questo anno di attività che vedrà Menfi al centro del palcoscenico italiano. Dopo il passaggio di consegna avvenuto a Duino Aurisina nella convention dell'Associazione Nazionale dei 470 comuni vitivinicoli ed enoturistici alla presenza dei rispettivi sindaci, sabato scorso un appuntamento incentrato su diverse tematiche legate ai territori e alla valorizzazione dei prodotti vitivinicoli, delle progettualità e della promozione. Anche Santa Margherita di Belice entra a far parte di questo calendario unico delle terre sicane. Noi puntiamo appunto sul valorizzare la nostra terra, che è terra del Gattopardo, quindi l'idea è quella di inserire nel Festival del Gattopardo, che si terrà ad agosto, una serata dedicata al cibo, al vino, quindi creare questo connubio tra cultura e cibo e vino, che è anche cultura. Menfi oggi diventa, probabilmente lo è sempre stato, una sorta di capitale che guarda al mare, ma sicuramente guarda all'entroterra e guarda anche i monti. Probabilmente gli stessi menfitani si sentono più agricoltori che pescatori. Su questa idea si innestano un sacco di progetti che sono da poco finanziati dal GAL Valle del Belice. Uno di questi, io sono animatore, capofila è l'azienda di Menfi Marilena Barbera, quindi Cantine Barbera, e ha la pretesa di raccontare il territorio con un focus diverso, che è il capitale umano, che stanno dietro alle eccellenze. Quindi racconteremo di vino, racconteremo di formaggi, racconteremo di territorio, facendo perno su chi c'è dietro ad ognuna di queste eccellenze, che spesso sono famiglie. A Menfi l'agricoltura ha saputo realizzare un modello integrato di economia che, salvaguardando e valorizzando le colture tipiche locali, è riuscita ad aprire nuove opportunità e prospettive. Tra i riconoscimenti più importanti che a oggi la rendono meta turistica apprezzata, sicuramente le diverse bandiere blu per il mare pulito e verdi per le spiagge a misura di bambino.